futuro della Lega Veneta sta tutto su una pacca sulla spalla, o meglio un asse che i leghisti veneti auspicano fortemente tra segreteria regionale Lega Nord e governatore veneto. Penso che le due figure di Zaia e di Tosi insieme porteranno veramente il Veneto al centro della politica italiana, perché quello che il Veneto proporrà a livello nazionale per avere più autonomia, per avere più indipendenza sarà sicuramente un aspetto importante per l'amministrazione regionale e sicuramente un messaggio forte che la Lega Veneta vuole portare sul tavolo della politica nazionale. Gli annunci di una Lega Veneta divisa dopo il risultato del congresso che ha visto Bitonci strappare al favorito Tosi un ben 43% sono stroncate dallo stesso Tosi. Nei congressi spiega è normale che ci siano più candidati e che ci sia una dialettica. Finiti i congressi si dimostrerà dai fatti che si porterà avanti una linea unitaria. A confermare la linea è anche il segretario provinciale di Padova della Lega Nord e Bussiano, Roberto Marcato. Il dato importante è che Fabio Tosi è il segretario, quindi è il mio segretario dal segretario Veneto. Da questo 43% che è uscito a favore di Bitonci può nascere un rinascere di una Lega Veneta, di un partito diverso, a sé stante? Assolutamente no, ho già avuto modo di dirlo, assolutamente no, perché oggi più che mai c'è bisogno di grande responsabilità. Bossi conferma lo stesso Tosi rimarrà il presidente fondatore, quindi una figura onorifica dal punto di vista statutario, con un ruolo peraltro specifico, occuparsi dei provvedimenti disciplinari dei vecchi militanti, quelli per intenderci iscritti alla Lega da più di 20 anni. Per loro l'ultima parola sarà quella di Bossi, timori eventuali depurazioni. Io ritengo che chi lavora per la Lega deve continuare a farlo in maniera unitaria, per chi invece ha altri obiettivi o appunto continua a alimentare quella che può essere la divisione farà le sue scelte, soprattutto però fuori dalla Lega.